andata molto bene, sono state 2 ore di chiacchierate, di domande, di considerazioni che ho messo sul tavolo all'inizio proprio avendo fatto questo mestiere per parecchi anni, augurandomi di farlo ancora. Sono per l'appunto un autodidatta e ho invitato tutti, avendone la possibilità, a frequentarla anche una scuola e al contempo essere anche autodidatti di se stessi. Le parole nella musica è una faccenda che riguarda la scrittura, ma riguarda anche la possibilità di interpretarle, queste parole, la possibilità di dare una centralità ancora alla parola che oggi è messa in dubbio spesso dalla predominanza delle immagini. Quindi abbiamo cercato, come dire, di fare un po' un'analisi dello stato delle cose nel modo meno pedante possibile, da parte mia spero, interessante e curioso per tutti. È stata una giornata incredibile di condivisione, di scambio energetico, per me fondamentale, perché il fatto di sentire il calore degli altri, l'interesse per delle storie che appartengono al passato e che secondo me vanno costantemente ricordate, perché io dico sempre che il passato serve ad avere un futuro migliore, un futuro con meno sbagli probabilmente, perché imparando e assimilando il passato abbiamo l'opportunità di capire cosa è giusto, cosa va fatto e cosa è estremamente deleterio. Quindi questi incontri sono davvero molto molto importanti per una crescita e per capire determinate cose che magari da soli non riusciamo a comprendere. Io mi sono avvicinata a Rosa perché cercavo la mia autenticità e io credo che l'unico modo, o comunque il primo modo, per ritrovare se stessi e capire chi realmente sei, bisogna cercarlo nella propria terra, nelle proprie origini e in tutto quello che in qualche modo porti in vena e che ti ha formato e che ti ha cresciuto e che ha cresciuto, ha creato una mentalità e una forma mentis. Quindi io credo che pian piano capiremo quanto è importante mantenere costantemente in vita le proprie origini e quindi la musica e quindi le storie del passato. Insieme a Mario Ganci, chitarrista, ai quali noi non ci avviciniamo neanche lontanamente, parlo sicuramente per lui, un grande duo che il sabato sera lietava la grande platea televisiva italiana in programmi come Senza Rete, eseguendo canzoni come Furtudella, canzoni anche come
si facevano i propri bisogni fisiologici dentro i secchi che poi venivano svuotati per strada. Fecero 5 figli, nati da abitudine e abusi, 4 femmine e un unico maschio che nacque purtroppo paralizzato. A quei tempi regnava esclusivamente la fame. In maniera facile, non la fai la musica, non fai musica, soprattutto a quei tempi, perché era estremamente difficile. La gente, gli artisti facevano musica perché volevano condividere una cosa che avevano dentro e che sapevano di doverla donare al mondo. Oggi secondo me questa cosa si è un po' persa, si fa musica per fare dischi che ti dà un valore, se non hai un disco d'oro, disco di platino. Però qui stiamo crocifiggendo un po', processando i talent a questo punto, sì. Dove però tu hai avuto un grande successo. Bisogna crocifiggerlo. Volevo trovare un modo per arrivare a più persone possibili e raccontare quello che avevo dentro, che ho dentro, a più persone possibili. E in questo Amici, la scuola di Amici aiuta tantissimo e ti aiuta anche a livello formativo.